liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, lo abbiamo detto ieri, da queste parti siamo talmente graniticamente garantisti da esserlo fin per Beppe Sala, anche perché non c'è bisogno della leva o della clava giudiziaria per, diciamo, condannare l'operato di Beppe Sala. Dal nostro punto di vista la condanna è politica e verte sul fallimento totale amministrativo e ancor più, perché non è solo questione di manutenzione, è questione di visione della città di Sala, che come abbiamo spiegato ieri è una visione diciamo finto patinata woke, che non ha fatto gli interessi dei milanesi, anzi è andata contro di essi. Però chi non condivide il nostro alfabeto garantista, facciamo un esempio a caso: Elena Ethel Schlein, detta Elli, la segretaria del PD, che ha trasformato il PD in una sorta di dépendance un po' più felpata e rarefatta del Movimento 5 Stelle. Chi come la Schlein non condivide l'approccio garantista e vede in ogni iniziativa della magistratura contro la politica i crismi del Sacro Graal, sicuramente Elena Ethel Schlein sta per convocare un sit-in sotto Palazzo Marino. Ne siamo assolutamente sicuri, non lo dubitiamo, e siamo anche sicuri che scandirà frasi del genere. Non basta mettere insieme le forze politiche, ci serve tutta quella Lombardia che vuole scardinare il sistema di potere che ha messo in piedi questa amministrazione, mettendo al centro sanità pubblica, lavoro dignitoso, opportunità per i giovani, diritti. Ancora, dirà sicuramente questo Elli nel sit-in che sta per convocare, ne siamo certi. È importante essere qui ed esserci insieme per il diritto al futuro della Lombardia, perché il futuro di questa regione sia messo nelle mani dei lombardi, o ancora meglio dirà il futuro di Milano, perché il futuro di questa città sia rimesso nelle mani dei milanesi. Sarà proprio precisa, sarà focalizzata Elli. Proseguirà dicendo: noi siamo qui per guardare al futuro di questa città che oggi è paralizzata e non può attendere l'esito del lavoro della magistratura. Alla magistratura spetta di chiarire i profili di responsabilità sulle vicende che sono emerse nelle indagini. Alla magistratura e non alla politica. Il nostro giudizio è politico, molto prima di altre cose, ed è un giudizio pessimo su come è stata governata questa città. Sempre Milano lo dirà chiaramente, sul sistema di potere che hanno costruito qui, e naturalmente siamo qui a proporre insieme di guardare avanti. Ora, le frasi che abbiamo citato, sostituendo Milano con Liguria, milanesi con liguri, sono le frasi che aveva scandito Elli al fantasmagorico sit-in, quel capolavoro di giacobinismo manettaro, una roba che ha fatto impallidire Travaglio, no? Che il cosiddetto Campolargo tenne sotto la regione Liguria appena uscirono le prime notizie che riguardavano lo scandalo o presunto tale giudiziario che coinvolgeva Giovanni Toti e la sua amministrazione. Lì non aspettò, Elli non si barcamenò, non aspettò tantomeno l'evoluzione dell'iter giudiziario, sostenne chiaramente: al di là del merito, qui la magistratura scoperchia un sistema di potere. È un'espressione che alle nostre orecchie poi non significa nulla se non si traduce in reati concreti, ma per Elli significa molto. Quindi vedrà un sistema di potere scoperchiato anche a Milano, perché che l'inchiesta metta sul tavolo una fitta rete di intrecci tra amministrazione, grossi privati, grossi costruttori, super tecnici del comune, è evidente. Ripeto, per noi questa cosa non ha una ricaduta se non si concretizza in un reato, ma per Elli sì, perché per motivi analoghi andava sotto la sede della regione Liguria, invocava le dimissioni di Toti, diceva che non bisogna aspettare l'evoluzione della questione giudiziaria, no? Dove c'è un sistema di potere scoperchiato e comunque già solo un'iniziativa giudiziaria vuol dire che c'è mala politica, e quindi all'epoca compattò il fronte dei moralisti
che è un termine sempre poi lontano dalla morale, ma questo è un altro discorso, quindi lei, Conte, poi non si capisce mai chi è la spalla di chi, Totò e Peppino, Frattoiani e Bonelli, tutte le opposizioni in coro a sventolare l'iniziativa giudiziaria come condanna politica di un sistema di potere. Quindi arriverà, probabilmente mentre sto parlando hanno già diffuso il comunicato di convocazione di questo sit-in sotto Palazzo Marino, arriverà a brevissimo una cosa analoga di tutte queste anime belle per cui l'iniziativa delle procure è tout court una, diciamo, certificazione di condanna politica, e faranno la stessa cosa, si regoleranno nello stesso modo, anche perché siamo proprio nell'irrealtà, cioè vogliamo esercitarci in un periodo ipotetico del quinto tipo. C'è solo un'alternativa in effetti, se Elly e i suoi fratelli o compagni di campo largo non convocano un sit-in analogo sotto Palazzo Marino rispetto a quello che fu convocato sotto Regione Liguria, in effetti la logica elementare ci dice che rimane solo un'alternativa, ma la esaminiamo proprio per una questione di scuola, ma è talmente inverosimile che mi vergogno quasi di dirla. Però l'alternativa potrebbe essere che Elena Ethel Schlein, Giuseppe Conte, Totò Peppino, Frattoiani Bonelli, questa sinistra buonista, giustizialista quando le serve, a rimorchio delle procure, se lo decide, sia, diciamo, un covo di ipocriti. No, ma è un'ipotesi talmente remota, mi vergogno quasi di avervela sottoposta, quindi la ritiro dal tavolo. Sicuramente appena uscirò di qui leggerò il comunicato di convocazione del sit-in sotto Palazzo Marino di Elly. Ci credete anche voi, vero? Mentre lo aspettiamo tutti con ansia e fiducia, vi invito comunque a rimanere con noi, perché a breve seguirà